No, I'm not a writer. Ma che è tornato lo stabilizzatore, vedi? Sì, beh, sembra molto meglio, lo sto inclinando in tutti i modi, perché l'altro mi sa che era proprio difettato fin dall'inizio. Sì. Comunque vabbè, dai, tempo di raccontarti tanto non ce n'è, perché è già quasi ora di andare a lavorare, è una roba incredibile. Secondo me adesso, anche che arriva l'estate, devo imparare a mangiare in maniera meno rompiballe, nel senso che io sono anche un po' un maniaco della pulizia, ma cavolo, dopo che mi sono preparato a mangiare e che ho mangiato, per carità, il caffettino e con calma quello che vuoi, ma ora che lavo i piatti e pulisco tutto è già ora di andare al lavoro. Per carità, tieni conto che, cioè, curati, la mia casetta è sempre splendida, splendente, e non ci trovi neanche un serpente. Te capi? Ah, guarda che ti faccio vedere il coso che avevo fatto, non ti ho fatto neanche vedere. Qua che c'era il legno tutto rovinato, ho preso questo adesivo in gomma temporaneo, perché non sapevo cosa mettere, mi serviva qualcosa che cambiasse il colore, e qua li ho preso su Wish, tipo €1 arrivati a casa, tutti sti adesivi, li ho messi tutti uno sopra l'altro, no? Sono tutti i cosi, gli hotel del mondo, no? Ma che figata, bello cazzo, piace? Sì, e l'ho fatto anche, vedi, dentro il cassettino, tutto il cassetto ho fatto, guarda che bello, che cacchio, figata. C'era la carta color schifo e io ho rifatto tutto. Da qua che dico che sono netto e dopo le macce qua, porca miseria. A parte che vabbè, per quanto sia piccolo, guarda che tener pulito anche il camper è un'impresa, eh. Ultima cosa, perché adesso sì che vorrei andare. Guarda, ti ricordi qua che era tutto color schifo? Per carità, non che adesso sia uno splendore, però ho rifatto tutto di color nero, no? Vedi, e qua ci ho tolto lo specchietto perché tanto non mi serve, cioè ho la retrocamera e comunque non mi serviva. Intanto ci ho messo una calamita, dopo studio come utilizzare quella parte lì, vediamo quale diavoleria elettronica mettergli, cosa fare, perché resta là. Ah, ci sta anche, ma sì, gli mettiamo un bel piccio della GoPro, eccolo qua, ci sta da Dio. Sì, decisamente sì, piccio GoPro giudicato. Piove un pochino, ma poco. Sempre più figata qua, ragazza, sempre più figata. Sto aspettando l'amorosa, l'Alessia, che ci facciamo la cena qua, no? Siamo, guarda, a Jesolo si chiama Parco Cassilis, quindi sì, il giardino è grande. Non c'è CP perché fa troppo caldo, CP dopo mi muore soffocato, capisci? E niente, sono un po' felice perché sabato e domenica questo piove, no? Ma io ho la malsana idea di riverniciare il camper, perché già ho iniziato a fare un po' le minigonne a pennello nere, sono venute bene, nere opaco, il nero che mi è avanzato dal tetto, no? E volevo farlo verde militare, una colorazione militare, devo ancora decidere adesso come, no? La grafica, comunque mantenere le linee che ho, quelle rosse, solo che invece di essere rosse magari le faccio bianche. Sostanzialmente il camper dovrà essere la base verde militare e con dei pezzi neri e bianchi. Adesso vediamo. Anche perché comunque prima devo fargli sistemare le, come si chiamano, le infiltrazioni. Una volta sistemate le infiltrazioni si può fare. Sì, figata. Adesso ci ho preso gusto col pennello, mi rifaccio anche il bagno da solo. Sì, quando sarà ora. Ripeto, prima le infiltrazioni e dopo tutto il resto. Ok, noi iniziamo, eh. Adesso ci siamo preparati le nostre belle cassettine, i Twitter. Adesso smontiamo i pannelli e vediamo di combinare qualcosa di buono, dai. Allora, ovviamente io non me ne intendo e sto imparando che bisogna svitare qui. Ok. Ah, cazzo, l'avete imbosticcato, maledetti. Ok, questo si semplicemente si sfila, in teoria non so se dovrebbe essere così, ma lo lasciamo anche lì che c'ha il buco. Poi c'è sta clippetta qua che secondo me va tirata via con un cazzolito tipo a stella facendo leva. L'unica cosa, questo non so come cacchio si toglie. Vabbè, nell'attesa di capire smonto qua, va. E questo cosa serve che lo smonto tutta sta roba? Vabbè, eccole qui le sue casse vintage.
Io ora stacco questi e dopo andranno attaccati. Ha fatto una prolunga, eccola, mamma mia che duri. Piccolissimo contrattempo per staccare questo, cavolo, è stato difficilino perché ci avevo messo il Bostik, no? E adesso ho rotto questo pezzo, ma niente di grave, insomma dopo ci riabbonderò di Bostik anche là. Ok, ci abbiamo fatto. È stata un'impresa togliere la mascherina qua perché è a incastro praticamente, è da togliere prima la parte sotto e dopo la parte sopra, altrimenti è veramente un casino da togliere. Adesso niente, faccio già la prolunga alle casse perché vedi il cavo è cortissimo e basta, nastro isolante poi per cosa, ma adesso ti faccio vedere. Allora qua vedi, se non hai la spellatrice, che è quella cosa fatta apposta per togliere la plastichetta dai fili senza tagliare i fili, fai con una forbice piano piano, guarda, gli fai così tic tic, girando, roteando il cavo. A volte non serve neanche proprio tagliarlo tutto, basta che sia abbastanza segnato in modo che premi un pochino di più e tiri. Ecco, in questo caso abbiamo fatto giusto perché non abbiamo tagliato il cavetto di rame, però comunque è troppo corto, quindi bisogna rifarne un altro da qua. Pezzetto, eccellente, perfetto, vedi, uno. E stessa cosa adesso sull'altro, da stare attenti sempre con i colori. Di solito hai rosso e nero, io qua ho arancione e bianco, ho nero e blu, da mantenere sempre il positivo e il negativo, ossia sempre i colori. Il cavo deve partire uguale da una parte e finire uguale dall'altra, cioè se prima l'arancione è sul blu, anche alla fine l'arancione deve essere sul blu, hai capito? Metto arancione e blu come colori indicativi. No, beh sì, l'arancione lo metto sul serio, sul blu. Ora puoi far così, fai tipo una croce e dopo lì avvolgi tipo le treccine del mulino bianco. Ecco qua, e dopo nastro isolanti, adesso ne metto un po', ma è giusto per fare la prova, hai capito? Mentre il CP va a lucertole, noi giriamo bene in modo che sia tutto coperto, non deve essere nulla di scoperto, possibilmente farlo bello stretto. Io adesso sto facendo la buona perché è solo una roba provvisoria per provare le casse. E idem ma poi agli altri, insomma non è che ti faccio vedere tutto adesso, l'importante è che hai visto uno come si fa, adesso faccio gli altri. Adesso c'è solo da vedere un attimo la misura, perché in teoria la cassa io la metterei qui. Bene, il momento è catartico, cane. Ho un po' di paura quasi quasi, ma in teoria dovrei aver fatto tutto giusto. Quindi paura di cosa? Mal che vada, tolgo la corrente al tutto. Tutto bello, il volume è molto basso mi pare, qualità eccellente, però il volume è basso. Funziona tutto ma è basso. Ok, no, beh, orientandole con l'MP3 al telefono si sente molto alto, il CD che si sente basso, quello che non capisco, vabbè, tanto. Però guarda un po' la vita, considerala. Io ho già ritagliato lì, ho smontato praticamente tutto qui, sta arrivando un temporal house da qualche parte perché io lo sento, deve essere di lì. CP dorme così, sì, siamo un attimo nella vecchia casa per montare le casse. E qui ci tocca il vetro, porca di quella troia, non l'avevo considerato. E qui al posto delle vecchie casse non ci stanno assolutamente, per un discorso di dimensioni. E io adesso non so cosa fare, sinceramente, sulla verità. Su una bugia, sì, ma non prendo e spago tutto.